dallo stadio Friuli di Udine. Come potete vedere il finale è 1-1, dunque Napoli campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. I partenopei partoriscono alla fine dal Topolino quel tanto agognato punto che vale lo scudetto a 4 giornate dal termine. Nella partita odierna però la banda Spalletti vede i fantasmi dopo il gol di Lovric che porta in vantaggio l'Udinese. Le manovre d'attacco sbattono frontalmente sulla doppia mediana friulana, capace di gettare una ragnatela a centrocampo di quelle serie. Si va a riposo con i padroni di casa meritatamente avanti. Nella ripresa però bastano 4 minuti al Napoli per raddrizzare il match con il gol di Osimhen su una spinta corta di Silvestri, una sorta di rigore in movimento di quelli che valgono oro, il coronamento di una stagione. Dopodiché inizia una lunga melina, l'Udinese ha dato tutto stasera, la truppa di Sottil non si può recriminare nulla, in attesa del triplice fischio finale che consegna ufficialmente lo scudetto alla formazione partenopea e a Luciano Spalletti che dopo tanti tentativi a vuoto corona stasera finalmente l'ambito traguardo. In tribuna stampa, va detto subito, stiamo vedendo scene d'altri tempi, dove i colleghi giunti da Napoli praticamente stanno riversando fiumi di lacrime, che ricorda tanto quei film che abbiamo visto in televisione, che vediamo tuttora, stile Mario Merlo. E questa è la situazione, festeggiano tutti, festeggiano in campo, i tifosi sono entrati sul terreno di gioco, per ora per fortuna l'ordine pubblico prosegue in maniera corretta. Ci sono però anche degli sfottò che non è proprio il massimo, come si dice, della vita. Qui in questo caso però le forze dell'ordine o comunque gli addetti dovrebbero intervenire per evitare magari che qualcosa non metta in moto quel meccanismo che purtroppo spesso si vede in tanti stadi, ma non per fortuna dalla nostra parte. Qui è la festa, dunque come vedete i tifosi sono in campo, per il momento è tutto. Stanno cercando di invadere anche gli spogliatoi, ma le forze dell'ordine si sono schierate in modo tale da evitare l'assalto. Ripetiamo dunque il finale dallo stadio Friuli, Udinese 1, Napoli 1, Napoli meritatamente campione d'Italia e facciamo i complimenti a questa squadra che veramente ha dominato in lungo e in largo la stagione 2002-2003 del campionato di calcio. Non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonasera.